Stroncata da un malore, quasi certamente un infarto, a soli 45 anni. È una giovane mamma di Orsago, Erika Peruc, la vittima di quello che ieri a Cordignano sembrava un incidente come altri. E invece la donna, mamma di 3 bambini di 13, 6 e 4 anni, ha perso il controllo della macchina perché improvvisamente si è sentita male. Il dramma è intorno alle 15:30 lungo un rettilineo a Silvella di Cordignano, in via Rovereto. L'auto ha sbandato e è finita fuori strada, andando a fermarsi contro lo spigolo di una casa. Pochi danni in realtà alla vettura, da qui la deduzione che la causa fosse un malore. Gli operatori del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimare la 45enne. In ospedale a Conegliano è arrivata in condizioni disperate. Il cuore, colpito probabilmente da un infarto acuto al miocardio, ha ceduto. Erika Peruc lavorava come impiegata. Il compagno è stato avvisato mentre si trovava all'estero per lavoro. Grande cordoglio in paese e sui social per una morte prematura e che nessuno si aspettava.